Misura cautelare in comunità di recupero per altri 3 ragazzini di Mestre, un quindicenne, un quattordicenne e un sedicenne, componenti di una baby gang per cui era già stato raggiunto dallo stesso provvedimento un minorenne ucraino. Il gruppetto è responsabile di rapine e lesioni aggravate ai danni di un ragazzo a cui hanno sottratto un cellulare fratturandogli 3 denti e dell'aggressione al proprietario di un negozio di Mestre. L'indagine della squadra mobile di Venezia in collaborazione con il personale del gruppo anticrimine Mestre Marghera è arrivata così ad una terza fase, coinvolte anche 2 ragazzine che risultano indagate. La procura presso il Tribunale dei minorenni, sulla base delle risultanze del gruppo anticrimine Mestre Marghera, ha chiesto e ottenuto dalla GIP 3 misure di collocamento in comunità per 3 minori di un'età compresa tra i 14 e i 16 anni. Lei lancia un monito, non sono goliardate ma sono reati e prima o poi si paga il conto anche se minorenni. Sì, il messaggio che noi vogliamo inviare è che le scorribande spesso si traducono in reati gravi che, come in questi casi e come nei 2 episodi che vengono contestati ai ragazzi minori, provocano lesioni anche gravi, perché in un'occasione ad una delle vittime è stata provocata la rottura di 3 denti, quindi sono reati gravi, lesioni gravi, e a un altro titolare di esercizio commerciale è stato invece rotto il sopracciglio, quindi sono reati e sono, diciamo, delle responsabilità che se nelle immediatezze potrebbero far pensare agli autori di averla fatta franca, noi ci siamo e ci saremo su questi reati. Recidivi nonostante gli ammonimenti e le perquisizioni. Non si tratta di ragazzini terribili ma di baby delinquenti. 2 di questi ragazzini saranno mandati fuori regione in una comunità per diciamo anche a fini rieducativi nella speranza che il messaggio e un recupero possa essere più veloce, lontano da ambienti vicini a loro. Uno dei minorenni è stato bloccato nella notte in sala di un motorino rubato, tanto per dire quanto l'indole a ripetere i reati fosse radicata in questi soggetti. Le 3 misure cautelari riguardano un minorenne colombiano, un ucraino ed un mestrino.